Siamo al convento di San Francesco con Corrado Piccoli per parlare di un altro pezzo di questa Conegliano, di un altro pezzo storico di questa Conegliano, con un libro che si intitola La casa coi merli, che vediamo poi in sottofondo. Ce ne parla? Sì, allora questo è un lavoro iniziato come un lavoro per, come si può dire, celebrare la famiglia, celebrare degli affetti, celebrare diciamo 100 anni di attività in un luogo e di vita in una casa, perché l'anno scorso, nel 2024, erano esattamente 100 anni da quando i miei nonni paterni dal Friuli sono venuti a Conegliano e si sono installati, hanno cominciato a vivere in questa casa, la casa coi merli, dove peraltro c'era un'attività. Era un'attività che produceva manufatti in cemento e diciamo parecchie cose a Conegliano sono costruite con quei materiali, e questa attività diciamo ha portato avanti la vita dei miei nonni. Nato mio papà, era nato mio zio. Alla fine, diciamo, la nostra famiglia ha girato, la sua vita è girata attorno a questa casa. L'attività lavorativa anche, perché il magazzino, che si chiama ancora oggi Piccoli Gino SRL, è rimasto fino al 2007 e poi si è trasferito vicino alla SME, dove mio fratello adesso lo gestisce. E quindi ci sono state una serie di, appunto, di cose. Questo fatto dei 100 anni della presenza nella casa dei miei nonni, mio papà che ha compiuto 90 anni, questo fatto che comunque il magazzino sia ancora in attività, e il fatto che essendo chiusa ormai da circa, diciamo, quasi 20 anni, insomma è in, tra virgolette, in degrado, insomma non utilizzata, e adesso probabilmente cambierà a mano, cambierà la proprietà, verrà fatto, c'è un progetto che è stato approvato, verrà costruito qualcosa di nuovo, in parte verrà toccata, demolita, ma non si può demolirla perché ha un grado di protezione, e quindi, diciamo, si interromperà questa legacy, questo centennio di vita. Allora è sembrato il momento corretto per mettere mano e per mettere assieme delle cose, quindi diciamo, con delle fotografie che ho fatto io, perché avevo bisogno di non far passare troppo tempo perché le memorie non si estinguessero. Ho aggiunto delle fotografie vecchie di famiglia, di quando mio papà e mio zio erano piccoli, di quando c'erano i miei nonni, con la casa uguale esattamente a come adesso, e dei racconti che mio papà ha scritto nel corso degli anni, che parlano di Conegliano durante prima e dopo la guerra, sostanzialmente, quando lui era piccolo. E ho anche aggiunto delle poesie di questo Aldo Piccoli, mio zio, che purtroppo è mancato ormai tanti anni fa, che era un poeta, insegnava al Liceo Canova a Treviso, e la poesia, appunto, La casa coi merli, è una poesia che è stata scritta proprio nel 1964, mi sembra, da mio zio, assieme ad altre che ho aggiunto, per cui ho messo assieme parole e immagini, perché mi sembrava il modo migliore perché potessero, come si può dire, mantenere il ricordo e mantenere le memorie nel tempo. L'importante è che rimangano, mi diceva del passaggio di proprietari, l'importante è che rimangano i merli, perché Sì. la caratteristica era quella. Speriamo di sì, no, credo tanto di sì, cioè, voglio dire, chi ha in mano il progetto, che non sono io, è una persona, sì, diciamo, con sicuramente... È un pezzo di storia. Sì, sì, è un pezzo di una storia che non è una storia antica, ma è una storia che alla fine, diciamo, identifica Conegliano, soprattutto nell'ingresso di Conegliano, sì, venendo dalla Ferrera e entrando verso, era la fine di quello che si chiamava il Viale dei Passeggi, e quindi comincia ad esserci quella sensazione di riempimento di tutti gli spazi che fanno un po' perdere l'equilibrio
che c'era, magari che c'era per noi che abbiamo un po' più di anni, però comunque che era quello che è rimasto per tanto tempo. E quindi se queste emergenze in qualche modo restano visibili, probabilmente ci danno la possibilità come si può dire, di riconoscerci più facilmente. Il libro dove lo troviamo? Il libro lo trovate anche in libreria, ad esempio da Tra le righe. Tra le righe sarà qui oggi appunto con il libro in vendita, e penso comunque anche nelle librerie Conegliano. È stato pubblicato da Sime Books, per cui comunque il libro si può anche richiedere online o comunque sì, su varie piattaforme.